Allora, abbiamo parlato dei centri estivi che sono riaperti, giustamente la vicepresidente Elisa Venturini diceva anche questioni economiche, però voglio ricordare, cogliere l'opportunità perché esiste questo benedetto bonus babysitter che è estensibile ai centri estivi per ragazzi, Certo. per cui alla fine finisce che non paghi neanche perché è un bonus abbastanza rilevante per il periodo, o quasi, quindi almeno per l'importo vale la pena di sfruttarlo se ci sono sti soldi, farsi aiutare, accedere al bonus centri estivi e far socializzare questi benedetti ragazzi. Poi ci sono gli anziani, quindi ci sono i centri anche i soggiorni climatici per anziani. Sì, perché ogni anno i comuni tendono ad organizzare delle vacanze per quella fascia di popolazione diciamo più matura e quindi viene individuata una località di mare o di montagna e si permette di passare quei 15 giorni alle persone magari della stessa comunità, ma non solo, perché anche abbiamo organizzato per più comuni il fatto di garantire appunto queste trasferte. E devo dire che quest'anno, proprio nell'interpellare le mie concittadine, i miei concittadini, chiedendo se c'era appunto la voglia di andare via quei 15 giorni al mare, in montagna, e io ho riscontrato tanta paura, per cui non ho visto grandi adesioni quest'anno. E devo Quindi dire, sono aperte, cogliamo l'occasione per fare questo appello, sono aperte le iscrizioni per i centri estivi? sì, per per i anziani. soggiorni climatici, per le vacanze, perché poi le agenzie comunque lavorano. Gli alberghi che sono aperti seguono delle procedure, dei protocolli, quindi sono sicuri. Non tutti gli alberghi sono aperti, però le strutture che lo sono garantiscono il massimo rispetto e la sicurezza, perché obiettivamente chi è che può aprire una struttura senza osservare le regole? Quindi secondo me le persone possono andare sicure. Nelle località di montagna magari c'è anche meno possibilità di assemblamenti, magari rispetto ad una località di mare, però voglio dire basta stare accorti, mantenere le distanze, usare la mascherina se non si riescono a rispettare le distanze, ma per il resto bisogna in qualche maniera, secondo me, comunque contribuire all'economia del nostro territorio. Quindi se ci sono delle situazioni di sicurezza non dobbiamo avere paura, dobbiamo cercare di sostenere la nostra economia e di frequentare comunque le località turistiche, perché c'è bisogno. Assolutamente, quindi questo è un po' un monito anche alle persone anziane che sono autosufficienti, che possono cogliere questa opportunità per fare questo periodo di vacanza, tanto nel nostro territorio, tanto ci sono delle convenzioni, sono garantite dai comuni, sono strutture sicure, quindi approfittarne, Certo. dai, sostanzialmente. Sì, ma anche perché ribadisco il concetto, dobbiamo far ripartire la nostra economia e se non ci andiamo noi nelle strutture alberghiere o nei ristoranti o nei bar, i turisti non stanno arrivando per il momento. Quindi soprattutto quest'estate dovremo noi dare un grande contributo all'economia del nostro territorio. Allora, siccome esattamente, ci sono delle realtà che magari hanno più bisogno in questo momento, vanno sostenute assolutamente. Ecco, per esempio, come vice sindaco al sociale, nel suo comune risultano molti con la cassa integrazione che non ricevono, che non hanno ricevuta, che sono in difficoltà. Com'è un po' la situazione economica? Allora, il tipo di riscontro che ho è che ci sono stati problemi con la cassa integrazione, perché non sono stati rispettati i tempi e ci sono ancora delle persone che non l'hanno percepita. Il fatto che in questi mesi comunque i comuni abbiano cercato, ad esempio con i buoni spesa, di dare un po' di supporto, la cosa è servita. Adesso la Regione Veneto ha anche stanziato un fondo affitti e quindi questo permetterà anche di sostenere le famiglie che hanno difficoltà su quel versante. Le moratorie per i mutui hanno permesso ad alcune famiglie comunque di poter bloccare anche questo tipo di uscita e quindi si è cercato anche in questa maniera di dare un sostegno. L'importante sarebbe che nei prossimi mesi ci fosse lavoro. Infatti lo sforzo del governo in questo caso deve essere quello di garantire, di favorire la ripresa dell'economia del nostro Paese, anche perché è impensabile che si possa continuare con i sussidi, perché se i soldi non entrano con le attività delle imprese, con che soldi si pagano i sussidi? Perché questo è il problema di fondo, perché dall'Europa possono arrivare anche tanti miliardi, al di là che è debito che noi faremo, che facciamo. Però tra l'altro richiedono anche delle progettualità e delle progettualità tu ce le hai se
hai ben presente come vuoi impostare la ripresa del nostro paese e quindi l'aiuto anche da dare alle imprese, perché è là che a mio avviso devono essere incanalate le risorse, perché se noi facciamo riprendere le nostre imprese sul territorio, il lavoro arriva e allora questo permette anche alle famiglie di avere la sicurezza di un lavoro, perché il sussidio può esserci per un periodo limitato, di urgenza, di emergenza, ma poi non si può pensare di fondare l'economia di un territorio. No, assolutamente. Quindi non siamo veramente in grado di sostenere questa situazione. Allora, fino a questo momento i comuni hanno tenuto botta, un po' con le risorse stanziate dallo Stato e un po' anche con soldi propri, utilizzando gli avanzi di amministrazione. Però l'altra questione che si pone sono le minori entrate che si sono registrate in questo periodo per i comuni. Banalmente, se voi pensate, delle voci nei comuni sono i soldi che entrano con le soste di parcheggi. In alcuni comuni sono posti importanti, e se voi pensate all'imposta di soggiorno, all'occupazione degli spazi pubblici, cioè sono entrate importanti. Sì, ci sono dei comuni turistici che hanno lamentato proprio con l'imposta di soggiorno azzerata, ne facevano sempre un conto importante, adesso venendo a mancare chiedono appunto che venga in qualche modo integrata da parte dello Stato, che poi a sua volta, vabbè. Quindi questo... senza dimenticare poi la difficoltà tante volte anche, non so se di comunicazione o se evidentemente non si ascolta molto il territorio da parte dello Stato, la vicenda legata all'IMU, alla scadenza dell'IMU. C'era la scadenza dell'acconto il 16 giugno. Sì. Come comuni per mesi, in questi ultimi mesi, abbiamo chiesto di poter posticipare il pagamento per andare incontro soprattutto alle imprese che hanno i capannoni Sì, dove si paga un IMU importante. Imprese che sono state ferme. Non abbiamo avuto risposte. Allora alcuni comuni hanno azzardato e hanno comunque previsto di poter... Hanno azzardato. È anche vero che da parte dell'IFEL, che è l'Istituto della Finanza Locale, che dà un sostegno ai comuni e che dialoga con il Ministero, quindi quando parla l'IFEL i comuni possono essere sicuri che c'è un accordo anche con il Ministero. L'IFEL aveva dato indicazioni che era possibile lo spostamento del termine di scadenza per il pagamento dell'IMU. Quindi vari comuni con delibere di consiglio hanno previsto lo spostamento della scadenza di pagamento dell'IMU a settembre. 8 giorni prima della scadenza, quindi il 16 giugno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è intervenuto con una risoluzione dicendo che erano sostanzialmente illegittimi i provvedimenti dei comuni con i quali si era previsto lo spostamento a settembre per la parte competente, per la parte che va allo Stato. Perché voi sapete che l'IMU che viene pagata per le seconde case va ai comuni, alle casse comunali. Per quanto riguarda la categoria catastale D, quindi i capannoni, gli immobili produttivi, la parte più consistente va allo Stato e una piccola parte va al comune. Bene, il Ministero ha detto i comuni devono assolutamente far pagare i propri cittadini entro il 16 di giugno, non a settembre, perché è di competenza dello Stato e quindi lo Stato vuole i soldi entro il 16 giugno. Quindi anche là, marasma. I comuni hanno dovuto fare marcia indietro, adottare un nuovo provvedimento e dire vabbè, allora per quanto riguarda l'IMU relativa ai capannoni pagate il 16 giugno e per gli altri farete a settembre. Quindi no, infatti, ecco, la confusione, già la situazione non è facile e se aggiunge anche confusione, poi capisco che le persone si arrabbiano. Ma poi c'è anche il problema che si sta congestionando tutta una serie di adempimenti fiscali da settembre in avanti, il che è drammatico, veramente drammatico, per cui bisogna fare anche bene fare i propri conti, fare attenzione perché altrimenti dopo ci si trova messi male. Ma i comuni non aveva annunciato Conte che avrebbero ricevuto un bel po' di finanziamenti, di soldi, li avete poi ricevuti? Allora, stiamo aspettando che venga data esecuzione al decreto rilancio, adesso è in fase di conversione, quindi evidentemente stanno attendendo che ci sia la conversione definitiva, quindi nel frattempo alcuni decreti sono stati attuativi, sono stati adottati in alcuni ambiti, noi comuni siamo in attesa, siamo fiduciosi, l'abbiamo anche detto agli Stati Generali, questo famoso momento a Villa Pamphili dove siamo stati finalmente invitati anche lì per esprimere la nostra posizione, anche se devo dire che l'abbiamo espressa più volte anche in altri contesti, non è una novità quello che noi stiamo dicendo come comuni ed è sostanzialmente una semplificazione, la possibilità che lo Stato riesca a garantire
in qualche maniera la copertura delle minori entrate che noi in questa fase abbiamo nei bilanci e poi la possibilità di fare degli investimenti, la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione per investire sul territorio in opere pubbliche, per far lavorare le imprese del territorio. Insomma, le cose che noi ci continuiamo a dire e che adesso forse è il momento, una volta per tutte, vista anche l'urgenza e la necessità, insomma, di dare la possibilità ai comuni di fare. Allora, questa grande passerella mediatica che c'è con questi stati generali a Villa Pamphili. Com'è stata? Ma in realtà è stato un momento dove i comuni hanno espresso quello che stanno esprimendo da mesi nelle varie sedi istituzionali, quindi è l'ennesima possibilità che è stata data di esprimere un pensiero che già si sa. A me, e questo è un mio pensiero, una mia visione personale, forse perché noi veneti siamo abituati ad essere molto concreti, per cui di fronte ad un problema ci si mette attorno ad un tavolo, in una stanza e si cerca di risolvere il problema. Se invece andiamo in una bella villa e facciamo la conferenza stampa e le telecamere, i giornali che riportano ogni cosa che noi facciamo, ma di concreto alla fine non viene deciso niente, salvo ridirsi quelli che sono i problemi, io penso che non ci sia alla fine un grande risvolto in termini proprio pratici per risolvere i problemi dell'Italia. È una grande passerella mediatica dove a livello magari nazionale o internazionale comunque si dà l'idea che qualcosa si sta facendo, ma non è questo di cui hanno bisogno gli italiani in questa fase. Io lo vedrei bene Conte in mezzo a sentire i ristoratori, i baristi, gli operatori del turismo, delle agenzie di viaggio, sentire in questo momento come stanno vivendo, più che stare a Villa Pamphili e a fare le passerelle. Questo non ci risolve i problemi. Ma era un'occasione per fare il punto, perché tanti poi alla fine non hanno capito veramente di che cosa si è trattato e la valenza soprattutto di questa iniziativa, un po' controbattuta perché c'erano degli esclusi, gli stessi comuni non si sono sentiti presi subito in considerazione, cosa paradossale perché sono le entità più vicine ai cittadini. Certo. E quindi, ma che cosa è servito poi sostanzialmente? Ma ribadisco, per me è come proprio impressione personale. Un momento di visibilità un po' alla Grande Fratello, no? Forse perché c'è Rocco Casalino che è come suggeritore di Conte, e quindi un momento dove si va in televisione, dove si fa la conferenza stampa, dove si dice che si sta facendo qualcosa, però è lontano dal nostro modo di vedere le cose. Ma sarà anche perché sono un amministratore locale, quindi ormai da quasi 20 anni che faccio attività amministrativa. C'è stata lì, è stata comunale. Io dico, ma noi siamo abituati a risolvere i problemi stando sul territorio, in mezzo alla gente, trovando le soluzioni. Mi sembra proprio un modo che non permette di risolvere i problemi. Ma sono stati almeno appalesati al governo i problemi? Beh, si continuano a palesare quelli che sono i nostri problemi, quindi la semplificazione, la possibilità di fare investimenti. E fino adesso è sotto gli occhi di tutti, penso. Quindi spero che ci sia veramente una presa di coscienza. La speranza è sempre l'ultima a morire e certo noi non ci stancheremo di far presente quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini, perché noi siamo lì apposta. Però vorremmo anche evitare di perdere troppo tempo, perché io penso che l'Italia non è che abbia tutto sto tempo da perdere così nel conversare amabilmente su quelle che sono le necessità del Paese. Le sappiamo, affrontiamole una volta per tutte. È l'idea che si è fatta che comunque ci siano questi finanziamenti, perché ormai i cittadini cominciano anche a dubitare che questi soldi arriveranno mai, perché per adesso stiamo parlando di parole, però poi nei fatti... Allora, il problema di fondo, secondo me, nel nostro Paese è un problema organizzativo. Noi abbiamo ancora una impostazione novecentesca, se penso anche all'INPS, cioè Tridico, il presidente, sta dicendo nelle varie interviste che leggo anche sul Corriere della Sera quanto siamo bravi, quanto siamo belli. Ma vallo a chiedere ai cassa integrati che non hanno ancora percepito nulla. Non si può far passare tutto per l'INPS perché stanno gestendo miliardi in questa fase del decreto rilancio se non ci sono le risorse e le disponibilità
da un punto di vista di risorse umane, ma anche telematiche, per poter poi distribuire questi denari. E allora lavoriamo più sull'organizzazione nel nostro paese per rendere più celere, più dinamica anche la risposta. E questo è secondo me l'aspetto sul quale ci dovremmo concentrare di più, che tra l'altro sono le cose che ci chiede l'Europa. Ah, beh, sì, assolutamente. Perché noi giustamente dobbiamo pensare al nostro paese e dire ognuno a casa sua deve gestire come crede, per carità, è giusto che sia così. Però che l'Europa ci venga a chiedere magari di avere meno burocrazia, di avere dei processi civili e penali magari più veloci, il fatto di contrastare la corruzione, ma soprattutto la criminalità organizzata, non penso che siano delle cose che non siano di buon senso e che ci vengano richieste dall'Europa. Cioè, mi sembrano delle necessità che noi abbiamo, ma proprio per i nostri cittadini, perché sono i nostri cittadini che ce lo chiedono. Sì, questo senza dubbio sì. Un attimo solo, abbiamo la pubblicità, perché poi voglio parlare anche di trasporti, perché è un altro tema abbastanza notevolmente importante, quindi pochi secondi di pubblicità, restate qui con noi.